numero 418. Signore Dio, in te confido, tu sei speranza del mio cuore, nell'ansie mie a te m'affido, vicino a te non ho timore, in te fidente non cadrò, al gaudio eterno giungerò. Tu sei mio gaudio, mia fortezza, del tuo amor non mi privare, da te io spero la salvezza, non sia vano il mio sperare, in te fidente non cadrò, al gaudio eterno giungerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà la nostra pochezza e la nostra fragilità, affidandoci pienamente alla misericordia divina. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te. Christe eleison. Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo.
il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Signore, ascolta la mia preghiera. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da Lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Signore, ascolta la mia preghiera. Gloria e lode a te, o Cristo. Gloria e lode a te, o Cristo. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Gloria e lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuol forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi lascia solo,
perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Il brano del Vangelo è uno dei momenti più forti di autorivelazione di Gesù e usa un'immagine, un'esperienza che era già conosciuta in Israele. Le mormorazioni nel deserto e i serpenti velenosi che sono stati mandati da Dio come punizione per il peccato che Israele reiteratamente commetteva, quello di ribellarsi, di rifiutare il modo di agire di Dio. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto e attraverso quel serpente chi era morso ritrovava la vita, così sarà innalzato il Figlio dell'uomo, perché chi guarda a Lui, chi crede in Lui, abbia la vita. Questo innalzare ha un doppio senso per Giovanni. Innalzamento di Gesù nella gloria, ma anche innalzamento di Gesù sulla croce. Dalla croce la salvezza per l'umanità. La Pasqua di Gesù è principio nuovo di salvezza e la fede, cioè il credere e affidarsi a Gesù che è l'inviato del Padre, il dono del Padre all'umanità, vi è la salvezza. Sembra facile, ma in realtà non è così semplice, così facile come potrebbe apparire, perché richiede un impegno forte per l'uomo, per ciascun uomo, il trascendimento della propria razionalità e l'affidamento pieno a Dio che incessantemente si comunica e si dona all'uomo attraverso il Figlio suo, Gesù. La parola appena ascoltata ci assicura che il Padre Celeste non ci abbandona alle conseguenze del peccato. Torniamo quindi a Lui con tutta l'anima e preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Liberaci dal male, o Signore. Padre Santo, soccorri la tua Chiesa, fa che si rispecchi nel volto del suo sposo, conformandosi a Lui in tutto, per la tua gloria e per la salvezza degli uomini. Preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Padre misericordioso, soccorri noi peccatori che ci allontaniamo dal bene, catturati da 1000 illusioni. Fa che guardando il tuo Cristo crocifisso
ci sentiamo amati da sempre e per sempre. Preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Padre Onnipotente, libera l'umanità intera dai serpenti che oggi mordono e la fanno sanguinare. Fa che guarisca dalla guerra, dall'odio, dall'ingiustizia, da ogni forma di schiavitù e da tutto ciò che deturpa. Preghiamo. Liberaci dal male, Signore. Padre amoroso, soccorri le moltitudini di uomini travagliati da pesanti difficoltà. Fa che questa Eucaristia ci comunichi l'ansia operosa di Cristo per i piccoli e i poveri e ci renda dispensatori di fraternità e di pace. Preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Padre buono, soccorri quelli che si sentono rifiutati, disorientati e sperduti. Fa che nella nostra comunità incontrino sguardi cordiali e sinceri. Preghiamo. Liberaci dal male, Signore. Padre, ascolta le preghiere dei tuoi figli che ti supplicano anche per chi non ha la voce. Fa che guardiamo con fiducia alla croce di Cristo Salvatore, che ha accettato per noi di scendere nell'abisso del dolore e della morte, e ora vive e regna con te nella beata eternità. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, o Signore, questo sacrificio di riconciliazione perché le nostre colpe siano perdonate dalla tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in te guida sicura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce risplende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni
veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E come figli di Dio ci rivolgiamo al Padre Celeste con la stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 460. Tu fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore. Tu pane vivo, chi ha fame venga,
se tu lo accogli, entrerà nel regno. Sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore. Tu segno vivo, chi ti cerca veda, una dimora troverà con gioia. Dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che l'assidua partecipazione ai Tuoi misteri ci avvicini sempre più ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. O Dio, lento all'ira e grande nella misericordia, verso coloro che sperano in Te, concedi ai Tuoi fedeli di piangere i mali commessi per ottenere la grazia della Tua consolazione, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 262. Lodate Maria, O lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra armonia. lodate, lodate, lodate Maria. Maria sei giglio di puri candori, il cuore innamori del Verbo tuo Figlio. Lodate, lodate, lodate Maria.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Benvenuti fratelli e sorelle a questa celebrazione. Celebra con noi anche un sacerdote che proviene dalla Calabria, Giovanni Cassiano, e ci sentiamo uniti anche a tutti coloro che ci seguono dalle loro case. Una concelebrazione. Sacerdoti e fedeli concelebrano uniti nel Signore, ma anche nel nome di San Pio da Pietrelcina. Portiamo nel nostro corpo i nostri difetti quotidiani. Vogliamo liberarcene. Le opere di carità, l'umile riconoscimento delle nostre colpe, soprattutto la misericordia del Signore. Rinnoviamo quindi la nostra volontà di servire il Signore, ci umiliamo e confidiamo che il Signore abbia di noi pietà. Dichiariamo insieme le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me. Il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Concedi a noi, o Signore, che nutriti dalla Tua parola e formati nell'impegno quaresimale, ti serviamo con purezza di cuore e siamo sempre concordi nella preghiera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate e entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dei così vicini a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore Gerusalemme. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Celebra il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore Gerusalemme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Gloria a te, o Cristo. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, Re di eterna gloria. Siamo di fronte al tema della legge. Davanti a noi due legislatori. Mosè, legislatore dell'antica legge, Gesù, maestro della nuova legge. Mosè aveva ricevuto la legge da Dio stesso sul monte Sinai e l'aveva ricevuta su due tavole. La scrittura era di Dio e la dottrina era di Dio.
Mosè presenta la legge al popolo. È come un grande catechista. Dio vuole per sé, come sua proprietà, il popolo che ha liberato dalla schiavitù di Egitto. Un popolo che deve essere a Lui consacrato. E quindi si preoccupa che abbia le indicazioni di vita, le istruzioni di vita. Mosè deve presentare al popolo una legge che, a confronto di tutte le altre leggi degli altri popoli, è di gran lunga superiore. Il popolo si convinca di avere una legge che ne fa di sé una preziosità, una legge superiore a tutte le altre leggi dei popoli circonvicini. Gli stessi popoli devono ammirare, apprezzare quella legge, e il popolo ne andava orgoglioso. Questo è veramente il popolo saggio e intelligente. E il popolo aveva una professione di fede molto ben conosciuta. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li parlerai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. A quella legge nulla doveva essere aggiunto, nulla doveva essere tolto. E tuttavia, quella legge di cui il popolo andava orgoglioso, con la venuta di Gesù, subisce un declassamento. Le parole di Gesù lo dichiarano. Io non sono venuto per abolire la legge di Mosè, ma per darle un compimento. Ma tutta la vita di Gesù è un compimento delle antiche disposizioni di legge. La legge e i profeti trovano in Gesù il loro completamento. E tuttavia Gesù presenta una nuova legge, la contrappone. Agli antichi fu detto: ma io vi dico. Certamente la legge trasmette la volontà di Dio, ma la volontà di Dio è proporzionata alla condizione di un popolo che sta nascendo e ha tutto da imparare, come anche le medicine devono essere proporzionate ai bisogni dell'ammalare e progredire. Gesù, e lo incontriamo nel discorso della montagna, dichiara di essere venuto a perfezionare quella legge. E quella legge entra in contrasto con le abitudini del popolo. C'erano gli scribi, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. La legge è fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge.
Gesù dimostra un comportamento indipendente contro le tradizioni degli antichi. Gesù dunque si comporta in maniera libera. Attriti e contrasti nascono subito, ma Gesù dimostra di avere pieni poteri. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Lui rivendica il titolo di maestro: non chiamate nessun altro maestro, uno solo è il vostro maestro, il Cristo. E la legge di Gesù è spirito e vita, è vita dello spirito. Gesù parla in nome della verità: in verità vi dico, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno aveva mai parlato come Lui. Tu hai parole di vita eterna. Una legge di qualità superiore. L'osservanza della legge. Il popolo dell'antichità era attaccato alla propria legge. Aveva saputo difenderla contro le invasioni dei popoli pagani. I farisei in particolare erano severi osservatori di quella legge. L'osservanza di quella legge doveva garantire l'accesso alla terra promessa. Anche per noi la legge è come un lasciapassare per la vita eterna, per la terra del paradiso. Beati i miti perché erediteranno la terra, non questa terra terrena, ma quella celeste. Quindi l'apprezzamento che anche noi dobbiamo avere nei confronti della legge. La legge è a servizio dell'uomo, regolandosi secondo le norme di legge. Noi abbiamo le carte in regola per poter entrare nel premio eterno. Bene, San Pio da Pietrelcina non soltanto aveva, come tutti i cristiani, la legge comune a tutti, perfezionata dal Signore Gesù, ma aveva un'altra legge. Era la legge della vita consacrata, quindi una super legge. La vita consacrata si regge soprattutto sul voto di obbedienza, sul voto di povertà, sul voto di castità. Quindi Padre Pio è un modello nell'osservanza della legge e quando accoglieva i penitenti richiedeva da loro l'osservanza della legge. Noi dobbiamo disporci in maniera benevola nei confronti della legge, perché la legge è quello che Dio ci chiede. È sua bontà indicare a noi la via da seguire. Modello insuperabile, Gesù di Nazaret. Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Io sono venuto perché il Padre mi ha mandato. Io do la vita, non altri me la strappano. Io do la vita e la riprendo. Notava però che quello che noi etichettiamo come fariseismo, comportamento farisaico, notava l'ipocrisia. I farisei erano anche un modello di osservanza,
però col passare del tempo si erano attaccati soprattutto alle pratiche cultuali, trascurando comandamenti ben più importanti. Per l'osservanza delle vostre tradizioni voi avete calpestato il comandamento di Dio. Voi vi perdete nel pagare le decime sulla ruta, sulla menta, sul cumino, ma era la giustizia e la misericordia che bisognava praticare. Gesù dunque ci insegna la via di Dio, anche gli avversari glielo riconoscevano. E quindi oggi vuole essere anche il nostro maestro. Noi ci poniamo alla scuola di San Pio da Pietrelcina perché San Pio si metteva alla scuola di Gesù. Anche San Paolo chiedeva ai suoi discepoli, seguaci, chiedeva l'imitazione. Siate miei imitatori, fratelli, come io lo sono di Cristo. Gesù insegnava la via di Dio e non guardava in faccia a nessuno. Bene, allora lasciamoci anche noi uniformare da questa legge di vita e di grazia. Alle origini del cristianesimo spuntarono anche i cosiddetti giudaizzanti. Erano i fanatici osservanti della legge mosaica e pretendevano che anche i pagani dovessero adeguarsi alla legge antica. Paolo invece dichiara che la legge è stata superata. La legge deve essere inverata dall'insegnamento cristiano. E quindi l'insegnamento cristiano si apre al soffio dello Spirito Santo, si apre anche a nuove conquiste. Dio non ci lascia mai da soli. Venuto Cristo Gesù, venuto lo Spirito Santo, venuti anche tanti santi come San Pio da Pietrelcina a guidarci nella via di Dio. Ecco, non dobbiamo sentirci soli, non dobbiamo sentirci abbandonati, dobbiamo confidate nel Signore, perché il Signore è una roccia eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo l'ascolto della parola, la preghiera. Se qualcosa abbiamo imparato alla scuola di Dio, nel nostro animo ci deve essere ora desiderio e bisogno di rivolgere a Lui lodi e suppliche. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Mosè ha ammonito il suo popolo e ha invitato genitori ed educatori a farsi testimoni e banditori della propria fede, perché ciascuno di noi sia fiaccola che illumina e proclama con la santità della vita la presenza e l'amore di Dio nel mondo. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Il nostro è un Dio che si rivela e rivelandosi si fa vicino e si comunica, perché ha tanta sua degnazione e tanta nostra ricchezza